La valle di Sappada si trova all'estremo nord della regione Veneto e in uno dei punti più a nord d'Italia, ad un passo dalla Carnia, nell'Alto Friuli, e dall'Austria, nel punto più a sud dove si incontrano il Tirolo orientale e la Carinzia. Potremmo definirla la valle alpina perfetta, un verde gioiello custodito tra splendide montagne e pascoli di velluto, venato dalle acque del fiume Piave nel suo tratto più giovane, e perciò acque ancora cristalline, immacolate. La disposizione della valle ha poi favorito la dislocazione dei nuclei abitati, ossia le borgate, una quindicina, lungo una linea a favore di sole, accompagnata più in basso da un'ampia e pulitissima area prativa. Ogni borgata corrisponde presumibilmente ai masi o nuclei familiari originali. Il punto abitato più elevato e leggermente distanziato è Cima Sappada, un vero borgo da fiaba. Gli angoli più caratteristici di Sappada offrono delle inquadrature davvero pittoresche, con le calde abitazioni realizzate mediante l'incastro di travi lignee che nella bella stagione sfoggiano una coloratissima esposizione floreale. Camminare tra queste case è un'esperienza che permette di entrare in contatto con tradizioni, cultura, architettura, religione e storia. Anche la storia leggendaria che farebbe risalire la nascita di Sappada attorno al X secolo ad opera di alcune famiglie in fuga dalla tirannia dei conti di Einfels, nella zona di Filgraten, paese austriaco del Tirolo orientale. Non vi è purtroppo traccia scritta di questi fatti e non resta che affidarsi alla tradizione orale. È un dato di fatto però che Sappada sia un'isola linguistica di matrice tedesca, così come altre più o meno conservate in Veneto e Friuli, a testimoniare la non esclusività di queste trasmigrazioni attraverso le Alpi in epoche e per motivi diversi. Sappada è oggi un'apprezzata località turistica, sia invernale che estiva. Durante la bella stagione sono molteplici le possibilità offerte agli appassionati della camminata in montagna, tutte ad altissimo grado di soddisfazione. I percorsi più agevoli e frequentati sono generalmente a nord dell'abitato, come nella zona dei laghi d'Olbe e la cima del Monte Lastroni. O la lunga Val Sesis, che da Cima a Sappada porta ai pascoli pianeggianti stesi a tappeto sotto l'imponente mole del Monte Peralba, dalla forma caratteristica e dalla roccia chiarissima, che ne ha evidentemente suggerito il nome. Proprio sotto il Peralba si trovano le sorgenti del fiume Piave, fiume sacro alla patria,
Più in quota il rifugio Calvi e imponenti pareti rocciose separate da selle prative, dove Veneto, Friuli e Austria si incontrano. In tutta quest'area i resti di gallerie e fortificazioni non sfuggono certamente all'attenzione degli escursionisti di passaggio. Sono ovviamente riconducibili alla Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra. La miccia che la innescò in una situazione di tensione internazionale già esplosiva si riconduce all'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 contro l'arciduca dell'impero austro-ungarico Francesco Ferdinando e la moglie Sofia da parte del serbo bosniaco Gavrilo Princip, estendendosi poi in breve tempo su un fronte impressionante lungo centinaia di chilometri e combattuta anche su queste montagne. Perché avvenne la Prima Guerra Mondiale? Per motivi diversi. C'erano delle tensioni nell'Europa che si trascinavano dal secolo precedente. Per esempio la Germania era diventata una superpotenza economica, industriale, 65 milioni di abitanti e cercava degli spazi. Questo contrastava con la politica egemonica dell'Inghilterra, la quale aveva il dominio dei mari oltre che quello dei mercati. E poi c'era quella rivalità atavica tra la Francia e la vecchia Prussia, diventata Germania, a seguito della battaglia dei combattimenti del 1870, per cui la Germania aveva acquisito l'Alsazia e la Lorena. E poi c'era il problema dell'Austria-Ungheria, al centro dell'Europa, che cercava di fagocitare gli staterelli che l'impero ottomano, ormai decrepito, lasciava sui Balcani. Successe che l'Europa si trovò schierata in due contesti. Da una parte la triplice alleanza costituita da Germania, Austria e Italia, e dall'altra la triplice intesa costituita da Inghilterra, Francia e Russia. Nel 1914, a seguito delle manovre fatte in Bosnia-Erzegovina, venne ucciso l'arciduca Francesco Ferdinando d'Este, che era l'erede al trono dell'Austria. E questo fu la scintilla che indusse all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché l'Austria intimò un ultimatum che non poteva essere rispettato dalla Serbia, in quanto la Serbia venne accusata di aver fomentato questo omicidio, e chiaramente la Serbia, avendo alle spalle la Russia, respinse questo ultimatum. L'Austria dichiarò guerra alla Serbia e a catena le due alleanze si contrapposero. L'Italia però si astenne, si dichiarò neutrale. Perché? Perché il patto concordato con l'Austria e la Germania era un patto difensivo, quindi qui non c'era il casus federi e per cui l'Italia si dichiarò neutrale. Successe che dopo 10 mesi di neutralità l'Italia si orientò a schierarsi con la triplice intesa e così nel 1915, 26 aprile, firmò il patto di Londra con il quale si impegnava ad entrare in guerra entro un mese, e quindi il mese di maggio successivo. Si è discusso molto su questa virata dell'Italia da un'alleanza all'altra. Nella nostra neutralità e alleanza con l'Austria per anni, l'Austria aveva rinforzato con dei forti il confine
tutte le montagne che sovrastavano il nostro Veneto, il Trentino. Poi addirittura aveva pensato, nonostante fossimo alleati dal 1882, che quando ci fu il terremoto di Messina, il terremoto di Reggio Calabria, pensando che tutti i nostri reggimenti erano a fare protezione civile in quelle circostanze, Konrad von Hetzendorf, che era il capo di Stato Maggiore austriaco, propose all'imperatore di attaccarci. Il patto segreto di Londra fu talmente segreto che al nostro Stato Maggiore non fu detto nulla. Il nostro addetto militare in Francia, girando per lo Stato Maggiore francese, venne aggredito un giorno da un suo collega francese, il quale gli disse: ma come, fra poco dovete entrare in guerra a fianco a noi e ancora non vi siete messi d'accordo sulle operazioni? Questo cade dalle nuvole, dice: ma siamo matti, noi siamo neutrali. E come questo insisteva, questo colonnello italiano telefonò a Roma, mise al corrente Cadorna, il quale si rivolse a Salandra e dice: ma mi sembra che qui i francesi dicono che noi dobbiamo entrare in guerra entro la fine di aprile, addirittura il 24 maggio. Dice: sì, sì, è vero, ma cosa aspettavate a dirmelo? E quello dice: ma era un segreto. Questa è storia, è storia. 24 maggio 1915, il piccolo paese di Sappada, paese di contadini, basato sull'agricoltura, diventa di punto in bianco un centro nevralgico militare, perché si trova ai confini dell'Italia con l'Austria. Quindi in quel momento il piccolo paese si trasforma in una cittadina piena di mezzi militari, soldati che iniziano a occupare le cime e i confini fra l'Austria e l'Italia. Da quel momento e per sempre cambierà la storia di Sappada. Le vie di comunicazione erano scarse e quindi all'epoca, allo scopo di raggiungere questi territori di confine, iniziano a migliorare la viabilità e quindi arrivano i primi camion, le prime macchine che fino allora non si erano mai viste qui a Sappada. E così ha inizio per i sappadini un'avventura e un'odissea, la prima guerra mondiale. Le truppe subito occupano, grazie alle guardie di finanza che presidiavano già il territorio, quindi erano esperte della zona, occupano i primi avamposti e gli austriaci fanno altrettanto. Quindi nella zona della Valsesis, quindi per Alba e Monte Avanza, hanno inizio i primi combattimenti, piccoli combattimenti, perché il terreno non permette grandi azioni di uomini. E più che altro si svolsero in questi anni di guerra delle azioni di pattuglie e delle imprese alpinistiche per la conquista di queste cime. Sappada è un ceppo linguistico di madrelingua austriaca inserito nel territorio italiano. Allo scoppio della guerra ci fu un'incomprensione da parte delle truppe italiane che occuparono per prime questa zona, perché sentendo parlare in tedesco non capivano se erano in zona amica oppure nemica. Questo fatto venne smentito quasi subito, perché molti sappadini erano arruolati nell'esercito, negli alpini, e molti si arruolarono nei volontari alpini del Cadore. Quindi in breve tempo si capì che il sentire della popolazione era un sentire italiano. Nonostante al di fuori della guerra ci fossero scambi sia commerciali che culturali con i vicini paesi austriaci. Nonostante ciò, allo scoppio della guerra, ognuno rimase al proprio posto. Un episodio di italianità da parte di Sappadini fu il rientro in patria dell'artista e pittore Pio Solero, che sentendo l'inizio della guerra volle arruolarsi volontario nelle truppe alpine per voler difendere il proprio territorio dal nemico. Fu un artista e anche un alpinista. Partecipò a azioni importanti come la conquista del Chiadenis. Con i suoi schizzi pittorici riprendeva le linee nemiche e ne disegnava le postazioni. Altri esempi furono delle guide alpine del posto
come Oberthaler, che nonostante l'avanzata età volle accompagnare e guidare gli alpini in diverse occasioni, sia sul Chiadenis che sul Peralba, per dare il proprio contributo per la difesa dei confini. Un reparto di alpini stanziato a Casera Vecchia provvede subito a presidiare stabilmente il passo Sesis ed il passo dell'Oregone, ponendo poi un presidio sulla spalla est del Monte Peralba per la sua posizione strategica. Ma l'11 giugno, con un attacco notturno, gli austriaci riescono ad annientarlo, stabilendo 3 postazioni sullo stesso Peralba, di cui una in vetta. È in questo momento che viene fortificata la linea del Monte Lastroni, con le relative creste, fin oltre Forcella Rigile, proprio fronteggiante il Peralba da meridione. La linea viene munita da Sappada con trincee e pezzi d'artiglieria. Il 14 giugno 1915, 20 volontari occupano il passo dei cacciatori e la cima del Monte Avanza. La prima postazione è attaccata più volte dagli austriaci, ma solo quando questi riescono a colpirla dalla cima del Monte Chiadenis si registrano conseguenze da parte italiana che obbligano ad un ulteriore rafforzamento delle difese in roccia. Si attuano poi diverse azioni per riconquistare le posizioni dominanti. Nel corso della Grande Guerra su queste montagne, il dominio altimetrico era infatti un fattore essenziale anche per un dominio pratico sulla parte avversaria. Bisogna considerare che dopo qualche mese, la Prima Guerra Mondiale, già nel 1914, aveva dimostrato la superiorità della difesa rispetto all'offesa. E questo grazie al trinomio, trincea, reticolato, mitragliatrice, che rendeva più forte chi si difendeva rispetto a chi attaccava. Se consideriamo che in montagna, oltre a questa triade, c'era anche il dominio di quota, si può pensare quanto difficile potesse essere attaccare, secondo quanto erano i nostri principi di offensiva, e avere dei successi in montagna. Certo che fino a quel momento non si era mai combattuto a così alta quota e per così lungo tempo. Fino a quel momento l'uomo aveva combattuto soltanto nel superare i valichi, ma la montagna era esclusa dai combattimenti. Qui invece l'uomo dovette vivere, soggiornare, sopravvivere in quell'ambiente per lunghi mesi. Ci volevano equipaggiamenti, addestramenti, tecniche di operazioni e anche mentalità diverse da quelle che si operava in pianura. I risultati che riuscirono a ottenere gli alpini sostanzialmente furono dovuti a operazioni di sorpresa, di iniziativa, fatte da piccoli reparti, i quali, scalando vette e pareti inaspettate da parte del nemico e ritenute impossibili da superare, riuscirono a avere dei successi strepitosi. Fin da subito si rese necessario da parte dei due eserciti contendenti la conquista delle cime più alte. Questo perché? Perché da quelle posizioni elevate riuscivano a controllare le vie di comunicazione del nemico e quindi all'occorrenza a bombardarle con l'artiglieria, come avvenne nel 1916 che ci fu un forte bombardamento a cima Sappada
che era l'acquartieramento delle truppe italiane, quindi gli austriaci per una giornata intera la bombardarono, tranne una piccola sosta a mezzogiorno per il pranzo degli artiglieri, così dice la storia. Non ci furono grandi danni, a parte qualche casa traforata dai colpi d'artiglieria, ma la popolazione dovette spostarsi definitivamente da Cima Sappada nelle altre borgate, diciamo. Ecco, per conquistare queste cime però i soldati incontravano diverse difficoltà, perché c'erano truppe provenienti da tutta Italia, non solo gli alpini, ma c'era anche la fanteria, i bersaglieri, quindi truppe non abituate alle zone di montagna. Quindi fu più una guerra contro la natura per riuscire a conquistare questi posti che una vera guerra fra uomini contro il nemico, diciamo. Ci furono delle imprese emblematiche come la conquista del monte del Picchiadenis e del Chiadenis. Gli austriaci occuparono per primi la cima del Picchiadenis, che era la più avanzata sul territorio italiano, e gli italiani di conseguenza furono costretti a contrastarli da un'altra cima, appunto dal Chiadenis, che era solamente a un centinaio di metri di distanza una postazione dall'altra. Questa conquista da parte italiana fu una vera e propria impresa alpinistica, perché avvenne in primavera, quando la cima era ancora innevata, e quindi con difficilissime arrampicate per portare gli armamenti e quanto necessario per sopravvivere a quelle quote. Fu mantenuta quella posizione anche d'inverno, quindi un'impresa che ancora oggi sarebbe difficile compiere. Un altro tentativo italiano fu quello della conquista del Peralba, la cima del Peralba, che era una vera e propria spina nel fianco agli italiani, occupata dagli austriaci. Da lì avevano una visuale a 360 gradi sul territorio italiano. Quindi la notte del 8 agosto 1915 un gruppo di alpini italiani, di volontari, tentò la conquista. Purtroppo, nonostante questa azione ebbe un ottimo risultato, cioè riuscirono ad arrivare sulla cima, ma non arrivando ai rifornimenti, essendo a corto di munizioni, dovettero ritirarsi. Nel secondo anno di guerra si assiste più che altro ad una logorante difesa delle posizioni, il che comportava il consolidamento di fortificazioni, lo scavo di gallerie e la creazione di ricoveri tra le rocce e i valichi, ancora oggi visibili, così come tra il Monte Chiadenis e l'Avanza. Tutto ciò affrontando i rigori di un clima certamente non amichevole a queste quote. Com'era la vita del soldato in trincea nella guerra di posizione? Qualcheduno dice: ma perché? Come combattevano? Cosa facevano questi soldati? Perché resistevano tanto? Certo, forse lo spirito patriottico non era la motrice del fatto che fossero combattenti, e nemmeno il senso di disciplina così che obbligasse a degli ordini che lo spingevano fuori dalla trincea. Quello che era il motore, la forza del combattente, era la solidarietà nei confronti degli altri uomini in numero come lui. Questa solidarietà, specialmente negli alpini, era una forza che faceva sopravvivere, faceva combattere e faceva fare anche degli atti di eroismo. La conformazione del terreno del Comelico e di Sappada non permetteva alle truppe grandi movimenti per raggiungere il territorio austriaco, e di conseguenza anche gli austriaci erano in difficoltà nel superare questa barriera naturale. Quindi fu una guerra solamente di posizione e di colpi di mano e piccole pattuglie che si scontravano nella Val Visdende o in Val Sesis, qualche scambio d'artiglieria, mentre in zone come Misurina e Montepiana la guerra fu un'altra faccenda. Si parla addirittura di 14.000 morti sul Montepiana. È un piccolo cocuzzolo che però di importanza strategica per l'avanzamento italiano nella Valpusteria, quindi lì furono i veri tentativi e la guerra fu più crudele in questa zona. Nonostante ciò, le valanghe e il tempo duro della montagna anche a Sappada causarono numerose vittime.
Si conserva memoria dell'eroica dedizione con cui la popolazione di Sappada contribuì all'approvvigionamento degli alpini. Si ricorda anche la lunga fila di persone di ogni età che riuscì a trascinare a braccia 2 cannoni da 149 fino ai laghi d'Olbe, un passo alla volta, al comando del vecchio Pietro Sartor-Schlosser da Granville. Un altro episodio curioso si colloca nella zona di Laghi d'Olbe. Si racconta che un soldato austriaco penetrato in Olbe durante un giorno di nebbia, atteso l'arrivo dei rifornimenti alle linee del Monte Lastroni, provenienti da Sappada, riuscì a prendere con sé un mulo carico di vettovaglie e munizioni, portandolo indisturbato fino alle linee austriache attraverso la forcella che da qui in poi assunse il nome di Passo del Mulo. Le posizioni rimasero inalterate su tutto il fronte e solamente nel 1917, l'autunno del 17, a causa della disfatta di Caporetto, il territorio qui diventò insostenibile il mantenimento delle truppe su queste zone, quindi dovettero ritirarsi tutte le truppe sul Basso Piave e sul Grappa. L'improvvisa svolta negativa della guerra obbliga ad una precipitosa ritirata dalle posizioni conservate faticosamente per tanti mesi. Le batterie e munizioni degli alpini in ritirata lungo la Valsesis vengono abbandonate presso la confluenza del Rio della Miniera con il Piave e qui distrutte. Tale località avrebbe assunto da questo fatto il nome di Pian delle Bombarde. L'evacuazione di Sappada è a questo punto un'evenienza inevitabile. Nonostante gli estremi tentativi di difesa di alcune posizioni strategiche lungo la Valle del Piave da parte del primo corpo d'armata, in continuità con la linea di difesa nel territorio friulano, il ripiegamento delle forze italiane è allo stesso modo inevitabile. Il 1 novembre 1917, 4 battaglioni austriaci raggiungono cima Sappada provenienti dalla Val de Gano. Contemporaneamente convogli e colonne di profughi scendono la Valle del Piave, alternandosi alle truppe per mezzo della ferrovia. Le azioni di resistenza in centro Cadore si protraggono fino all'8 novembre, anche per agevolare l'esodo in corso, ma dal giorno 9 tutto il territorio si ritrova occupato dagli austriaci. I profughi sappadini furono in gran parte raggruppati ad Arezzo, dove venne istituita una sede provvisoria del municipio, e successivamente il commissario prefettizio Pietro Fasil riuscì a ricomporre gran parte delle famiglie smembrate. Arezzo ospitò 841 profughi, mentre 337 persone, per un motivo o per l'altro, non si spostarono da Sappada. Nel 1918 la guerra entra nella cruenta fase finale, con la resistenza e le battaglie sul Medio e Basso Piave. L'esercito austriaco, che aveva la pretesa di dilagare in pianura padana e di obbligare quello italiano alla resa, trova invece una risposta tanto decisa da capovolgere nuovamente le sorti del conflitto. E dopo la famosa battaglia del solstizio, in pochi mesi si arrivò alla disfatta austriaca e alla vittoria italiana, con la conseguente riconquista dei territori occupati. Alla conclusione del conflitto, i sappadini poterono tornare nella loro vallata. Il 22 marzo 1919 un treno partito da Arezzo li portò a Villa Santina, da dove una trentina di autocarri li condusse fino alle ormai spoglie abitazioni di Sappada. La reintegrazione dei profughi generò nei primi tempi alcuni spiacevoli contrasti, con rimproveri e accuse tra quanti erano rimasti e coloro che avevano abbandonato il paese. I primi furono accusati dai secondi dei saccheggi nelle case rimaste disabitate, operati in realtà dai militari austriaci. I secondi di ingratitudine verso i quanti, rimasti per assistere gli anziani, si erano occupati anche di alcune proprietà degli assenti. Di questa tragedia che fu la Prima Guerra Mondiale, qui a Sappada rimangono numerose tracce, sia sul terreno che ancora oggi è solcato da trincee e ferite nelle rocce che ricordano quei tempi, che una piccola impronta che abbiamo voluto lasciare per le future generazioni perché non possano dimenticare, ed è il piccolo museo della Grande Guerra.
Il piccolo museo della Grande Guerra è stato realizzato in uno spazio espositivo ricavato da una vecchia fucina ed ex macello comunale presso le cascatelle del Mühlbach. Vi si trova una ricca e significativa raccolta di reperti e cimeli appartenuti ai due schieramenti che si sono contrapposti su queste montagne durante il primo conflitto mondiale. Tra i materiali esposti vi sono divise, indumenti, attrezzi per la vita di trincea in alta quota, stufe da campo in dotazione all'esercito italiano e austriaco, documenti e fotografie di interesse locale. I giovani che si avvicinano a questo territorio e possono vedere questi oggetti e queste tracce lasciate dalla guerra che fu, sicuramente con la loro sensibilità possono cogliere quegli aspetti per far capire l'assurdità della guerra, di qualsiasi guerra. Queste splendide montagne hanno dunque visto le sofferenze e patito le ferite di una guerra certamente d'altri tempi. I nemici di allora sono oggi i nostri amici vicini nella comune casa europea. E si valica ancora a piedi il teatro di quegli avvenimenti, ma ora per fortuna solo per fede e amicizia, come per le periodiche processioni dei sappadini fino a Maria Lugau. Purtroppo però, anche se con modalità e in scenari diversi, la storia non smette di ripetersi. È quindi un dovere di tutti conoscere, ragionare, riflettere sul senso di ogni guerra, per consolidare la coscienza e trasmettere alle generazioni future consapevolezza e possibilmente la visione più positiva della vita.